Abbiamo lavorato oltre un anno su due tematiche importanti proposte dall'assessore, due progetti di legge proposti dall'assessore Zorzato e uno dal gruppo del PD. Quindi abbiamo svolto un dibattito molto approfondito coinvolgendo quello che io chiamo un po' l'universo mondo, perché coinvolgere tutte le categorie economiche e sociali, i professionisti, gli urbanisti e via dicendo, gli ambientalisti, le associazioni ambientalistiche e così via, su un tema così importante è stato sicuramente un fattore positivo. Ci sono due grandi eredità che sono questi due progetti di legge, c'è un altro grande contributo che è quello fatto appunto da questo coordinamento Urban Meta che ha messo insieme questo universo mondo a ragionare e a formulare proposte su questo tema, quindi abbiamo un grande lavoro di approfondimento già svolto, quindi sono convinto che in questo spazio, in questo momento storico, anche per non andare a intrecciarsi inevitabilmente con il dibattito elettorale, sia opportuno fermarsi a ragionare su quello che abbiamo e sulla base di questo, con il Consiglio che verrà, avrà tutti i dati sufficienti. Abbiamo comunque stimolato un ulteriore approfondimento in materia proprio di proposte operative. Abbiamo stimolato questo coordinamento Urban Meta a formularci anche delle proposte operative che possono essere integrative di quelle già proposte, e quindi il prossimo Consiglio che verrà avrà tutto il materiale sufficiente per fare una buona legge e fare una buona legge che vada veramente a colpire l'obiettivo della tutela e del freno al consumo di suolo agricolo che tutti dicono e tutti sono convinto che vogliano raggiungere.